La scuola è destinata a riaprire con il 100% degli studenti in presenza e questo non è assolutamente un problema, date le difficoltà vissute da studenti, docenti e famiglie in questi mesi d'emergenza. Il problema è invece legato ai trasporti e il governatore Luca Zaia lo conferma, senza mezzi termini. E dei trasporti perché? Perché non può passare l'idea, siccome qualcuno la vorrebbe far passare, che non ci siamo organizzati. No, qua non c'è un problema di organizzarsi, è impossibile trovare sul mercato tutti questi mezzi, ma sia su gomma che su rotaia. Lo scenario è legato a un insormontabile conflitto fra numeri, necessità e disponibilità di mezzi. Questo è lo scenario, 50% di capienza degli autobus, 50% di didattica a distanza o didattica in presenza. Lo scenario nuovo cosa prevede? 50% di capienza degli autobus, quindi resta fermo il 50%, cioè metà capienza, 100% didattica in presenza. Qual è il fabbisogno nuovo? Più 1000 autobus. Ecco quindi il ventaglio delle soluzioni possibili. Chiudere le scuole per risolvere il problema? Decisamente no. 2. Mantenere lo status quo. Vi do tutte le alternative che poi saranno già status quo, vuol dire 50% in presenza, 50% no, e continuare come si è. Aumentare la percentuale della presenza dal 50 ma non arrivare al 100, fare una via di mezzo. Quarta via, aumentare la capienza degli autobus, la scarterei. Quinta via, l'ipotesi di rendere facoltativa la partecipazione alla didattica in presenza.